Siamo all'Istituto Comprensivo Esseneto diretto dal dirigente scolastico Cassaro. I primi giorni di scuola, qual è il suo augurio per questo percorso formativo, per i nuovi ragazzi, ma anche per quelli già iscritti? Naturalmente è un augurio splendido di un'esperienza importante, interessante, profonda, sia per noi adulti che per i ragazzi, è un avvenire ricco di possibilità grazie a questo studio approfondito. Questo è l'anno della riforma, dunque più potere ai dirigenti scolastici. Un suo commento. Dunque, noi le nostre responsabilità credo ce le siamo sempre prese, quindi poco forse cambia da questo punto di vista. Mi auguro che sappiamo essere tutti equilibrati, ma di fatto credo che lo è già così. Invece voglio mettere il punto piuttosto sulla innovazione didattica, questo sì, mi sento di dirlo, questo è un passo importante che dobbiamo fare. L'Indire ha scelto di promuovere il progetto Avanguardie Educative, che è un progetto che rivoluziona totalmente il rapporto insegnante e alunni, è un progetto che prevede che tutti gli spazi vengano ripensati della scuola, che occorre una forte sintonia con gli enti locali, con coloro che si occupano di educazione, sia per la scuola sia per tutto il territorio che circonda la scuola. Quindi noi ci impegneremo, diciamo, per mettere in atto i principi di avanguardie educative, ma mi auguro che tutti insieme, tutti coloro che sono adulti, che hanno un compito nell'educazione, possiamo lavorare in futuro insieme per migliorare veramente questo nostro territorio e far sì che i nostri ragazzi rimangano poi a lavorare nella nostra terra. Noi proprio entro il mese di ottobre faremo un importantissimo evento sulle avanguardie educative, quindi saremo una scuola che inviterà tutte le altre scuole